le varie domande oppure parla? No, me le fa di volta in volta, tu le dici e io... Questa è la storia di un'intervista mai pubblicata. David Maria Turoldo mi aveva accolto nel suo rifugio di Lecco in un pomeriggio di primavera inoltrata del 1989. Ma sono vivo la giornata perché non ho riserve, non ho fiato. Sì, Il volto era già segnato dal male, ma la voce risonava ancora vigorosa, possente. Ecco, allora io voglio vedere cosa avete scelto, insomma, capito? Doveva parlarmi di qualcosa che ritenevo familiare, scontato quasi, per lui uomo di fede profonda, ma soprattutto frate, e per di più dell'ordine dei servi di Maria. Il tema era appunto Maria, la donna che tanto aveva cantato attraverso i suoi versi. Appariva invece pensieroso, preoccupato, teso. Questo moltiplicarsi, questa decadenza, questo no, scusate. Preferì che tutto si svolgesse nella sua piccola stanza, lesse e rilesse le mie note con rispetto ed attenzione. Poi cominciamo, disse, e per più di mezz'ora parlò, si accalorò, ebbe momenti di disappunto, ma rispose sempre con precisione puntigliosa a quei perché che mi ero posto, nella speranza nascosta di carpire qualcosa di segreto della sua grande anima. Io credo che la maggior parte di tutta la cristianità non sa qual è il testamento della madre. E quando un figlio eredita e quando vuole rendere onore a sua madre, la prima cosa che si preoccupa è quello di seguire le sue ultime volontà, il suo testamento. E sai qual è il testamento della Vergine? Che nessuno ricorda. Fate tutto quello che egli vi dirà. E lo dice in quel momento in cui Cristo comincia a parlare. In quel momento in cui Cristo comincia a parlare, la Vergine si mette a tacere, capito? E sono le stesse parole che dice il Padre Eterno dalla nube nel giorno della trasfigurazione. Questo è il mio figlio diletto, nel quale io ho posto le mie compiacenze, ascoltatelo, è Lui. E sai cosa deve dire la Chiesa? La Chiesa deve dire una cosa sola: fate tutto quello che Egli ha detto. E quel giorno che noi faremo soltanto quello che Egli ha detto, e soprattutto quello che Egli ha detto, allora comincerà anche l'intesa fra tutte le religioni, il punto d'incontro di tutti gli uomini, dei cercatori di Dio. Ci saremmo rivisti più avanti, mi suggerì alla fine. A Coderno, suo paese natale, ma anche nella quiete solitaria e tra i silenzi di sotto il monte. Oppure a Milano, tra le mura amiche di San Carlo al Corso, a 2 passi dal centro culturale della Corsia dei Servi. A Monteverico, santuario celebrato di un Veneto ancora vicino, malgrado tutto, ai segni più manifesti di una fede secolare. Il male impedì tutto questo. Restano ora soltanto quelle note, bozza di un itinerario più articolato da percorrersi altrove. Oggi quegli appunti sono divenuti testimonianza, bagaglio prezioso per un viaggio da intraprendere comunque, ma stavolta senza di lui, con nella mente l'eco soltanto della sua parola e il suono del suo canto. Ricordo con commozione la figura di padre David Maria Turoldo, che è stato fratello mio, amico. L'ho sentito vicinissimo soprattutto dopo il dramma del terremoto. E tornava spesso in Friuli e gridava con la sua voce profetica ai friulani perché
mentre il Friuli risorgeva materialmente, economicamente dalle macerie, non perdesse i grandi valori morali e spirituali propri di questa terra, che gli aveva imparato ad amare fin da bambino sulle ginocchia di sua madre. L'ho visto l'ultima volta all'inizio di settembre a Lecco, dove era ricoverato ormai in stato di salute molto precaria, e sono stato impressionato dalla forza d'animo, dalla chiarezza con cui guardava in faccia al dolore e alla morte. La fede infatti di un religioso, di un sacerdote, si manifesta da come affronta con coraggio il mistero del dolore, il mistero della morte. E sono stato anche impressionato la domenica 2 di febbraio scorso, giornata della vita, di come lui, che si sentiva ormai vicino alla morte, ha saputo cantare l'ultimo inno alla vita. Coderno, frazione di Sedegliano, provincia di Udine. Poche case, una piazza, la chiesa. Ogni tanto una persona, spesso anziana. I giovani sono lontani, perché il lavoro è altrove, in città. Udine, Torino, Monaco, Basilea, New York. Così da sempre, quasi un destino che conduce il friulano verso terre lontane per portare il suo contributo operoso, per testimoniare una povertà ordinaria che nasce da quella campagna friulana che David amava con tutte le sue forze. La mia prima radice è la mia terra, il mio Friuli, diceva. Se anche dovessi fare il periplo del mondo, non dimenticherei mai la mia terra. Da queste parti, Turoldo è già qualcosa di più che un ricordo. La casa natale, nera di fuliggine, come amava ricordare, aperta alle nevi e alla bora che galoppava dal mare, la scala esterna che conduce alla sua stanza, il cortile, luogo preferito per i primi giochi, gli incontri giovanili, le rivisitazioni dell'età più matura. Mandi, David. I compaesani lo salutavano sempre così, anche se aveva pubblicato dei libri, anche se predicava dal pulpito, anche se la sua voce tonante e il suo volto severo erano entrati nelle dimore più lontane del villaggio globale. Mandi, David. E poi i problemi di sempre: la semina, la tempesta, la siccità, il gelo, o più drammaticamente il terremoto, con il trauma devastante di una violenza che si brucia in pochi secondi. Il marchio di una terra che propone sofferenza, miseria, dolore, tutto apparentemente nel segno di una crudeltà senza speranza. Ma non temete, ricordava Turoldo a chi gli chiedeva perché. Cristo non cesserà mai di cercarci, perché Egli è più solo e bisognoso di noi. Gli chiesi di parlare di sua madre. Mi sembrava il mezzo più semplice per introdurre il discorso, ed anche il più vero, perché Maria, al di là della complessa collocazione teologica, del suo modo di essere o di essere rappresentata, è stata soprattutto una madre, simile forse nelle sembianze alle donne incontrate a Coderno. Ti dirò che io credo di aver cantato soprattutto la madre, la Vergine Madre. Ho scritto il Laudario della Vergine, ho scritto il poema l'Ave Maria, ho scritto almeno Madre, almeno tu hai creduto, ho scritto il Non hanno più vino, appunto, eccetera, e non faccio altro che, anzi, ho anche altri inediti e continuo a cantarla. Vedi, sai da dove è nata? Io quando ero ragazzo, ecco,
la immedesimazione che viene tra vita e fede, capito? Tra pietà, tra culto e testimonianza. Io sono un friulano, un figlio di poverissima gente. Mia madre mi portava di tanto in tanto nel santuario, nella Basilica delle Grazie di Udine. E appena entrato in quella basilica c'è un altare dove c'è la Vergine Addolorata. E c'era la donna vestita di nero, mia madre vestita di nero, la Madonna col fazzoletto agganciato, annodato sotto il mento, mia madre col fazzoletto annodato sotto il mento, la Vergine Madre sull'altare con le spade che trapassava il cuore, mia madre ai piedi dell'altare che piangeva, che continuamente piangeva. E io che guardavo il volto della Madonna e il volto di mia madre, a un certo punto non ho mai saputo più distinguere e separare i due volti. Per me era la stessa maternità, anzi diventava il simbolo di tutte le madri del mio Friuli. E ogni volta che vedevo una madre vestita di nero e vedevo questa madre, questa creatura che tutto dava per i suoi figli, non facevo altro che pensare all'altra madre che sulla croce ha offerto il suo figlio al mondo perché il mondo fosse salvato. E quando vedevo appunto la Madonna non facevo altro che pensare a mia madre, e quando vedevo mia madre non facevo altro che pensare alla Madonna. E questo è l'intreccio che mi porto ancora sempre dentro. Credo che sia questo la calata del dogma nella effervescenza, nel fuoco e nel rovetto della propria vita. Gli ricordai di una piccola mostra di icone che anni prima aveva accompagnato con alcuni suoi versi. Erano dipinti venerati dai confratelli. Risalivano alcuni alle origini stesse della comunità dei servi di Maria, cui appartenevano. Erano soprattutto anonimi del 200 e del 300. Da loro Turoldo aveva trovato ispirazione per immaginare, come lui stesso ebbe a dire, confidenze e pensieri che la madre avrebbe sussurrato di quadro in quadro. Venite, gente, a vedere come i miei servi mi hanno onorato nei secoli. Venite, sono l'icona che frate Filippo portò come dono ai fratelli del convento. Venite, sono colei che all'infinito è stata pensata da artisti e santi, a partire da Luca, mio primo pittore. Ma oggi gli chiesi, che ne è di questa presenza millenaria? Del silenzioso colloquio di Bernadette con la Vergine, della semplicità dei 3 piccoli pastori portoghesi che un giorno incontrarono una bella signora vestita di luce. Che senso ha, Meggiugorie, e la costanza di quei giovani veggenti che da anni fanno dell'incontro con Maria un appuntamento quotidiano? Qual è la grotta dove cercare riparo? Ancora tra le montagne dei Pirenei? Ancora nella pianura riarsa del Portogallo? Oppure nel silenzio della Barbagia, tra le bombe della Bosnia, nella indigenza assoluta, negli occhi sperduti che ci guardano dai paesi del terzo mondo, oppure accanto a noi, nelle case dormitorio di una qualsiasi città industriale. Io ho già scritto nel mio poema proprio sulla Vergine intitolato Ave Maria, ho scritto queste parole. Accanto, dicevo, a questa necessità di un culto più austero e controllato, c'è un'altra esigenza, quella di vedere un culto nei confronti della Madonna deviante, a volte perfino sospettabile di morbosità, con assenza a dir poco di delicatezza, poco rispettoso del silenzio e della misura in cui questa presenza è contrassegnata nei Vangeli, che non vuol dire meno amore e meno devozione, ma semplicemente richiede e direi perfino impone una particolare sensibilità. E ho l'impressione che questa sensibilità ci manca. E anzi questo libro, che io dedico addirittura ai cercatori di Dio, è un libro che comincia con questo piccolo canto.
come possiamo cantarti, o Madre, senza turbare la tua santità, senza offendere il tuo silenzio? Quando uno corre da un posto all'altro dietro a apparizioni, mi viene in mente proprio il Vangelo, che dice: quando troverete questi tempi e sentirete dire ecco qua il Cristo, eccolo là, non dategli retta. E dice: è nel deserto, non andateci, è nella casa, non credeteci. Perché bisogna credere nel Cristo crocifisso, bisogna credere nella Vergine del Silenzio, nella Divina Taciturna, nella creatura più discreta che sia apparsa in tutti i Vangeli. Bisogna credere appunto in quello che è nella sua essenza la Vergine. E allora non viene questa specie di inflazione, di profanazione, di devozionismi sbagliati e settari. Questa è la lettura, e allora si riscopre la via della verità, perché si scopre anche la via della bellezza, e la via della bellezza è la Vergine che ci porta appunto alla verità che è Dio. Ricordo che allora, durante una pausa, mi suggerì di visitare l'abbazia di Sotto il Monte. È semplice oggi comprenderne la ragione. L'architettura severa, la complicità di un silenzio che ricordava Francesco, sono le quinte per entrare in sintonia con uno spirito di servizio non sempre compreso e cogliere l'aspetto provvidenziale di una vocazione, il senso di tante risposte per un tempo che egli chiamava decisivo e grande. Eccomi, aveva detto Maria all'angelo che le annunciava la nascita del Cristo. Eccomi, disse tante volte Turoldo nella sua esistenza. A partire da quando adolescente si legò indissolubilmente alla parrocchiale della sua Coderno, o quando entrò tra i confratelli, o quando nei giorni di un Cristo braccato rifiutò ogni ossequio nei confronti del potente e abbracciò il progetto d'amore di Don Zeno verso fratelli più giovani e indifesi. Eccomi, per proclamare, attraverso tutte le vie della comunicazione, il germe di una fede che sarà ricerca continua, compagna di viaggio per lui, emigrante di Cristo e del Vangelo. Tu puoi ripetere all'infinito, diceva l'Ave Maria, ma se tu credi, soltanto se tu credi, e manifesti la fede in mezzo alla gente, le parole hanno sempre un suono nuovo. L'eredità più bella che ci ha lasciato è stata l'esperienza del bruciore del cuore. Come dicevano i discepoli di Emmaus, non ci ardeva forse il cuore lungo la strada, mentre lui ci spiegava la scrittura, mentre ci parlava di Dio e dell'uomo. Davide ha riacceso in noi questo bruciore dell'anima di cui tanto avevamo bisogno, di cui tanto sentiamo la nostalgia, di quando lungo la strada, come nessun altro, sapeva parlarci di Dio e dell'uomo, sapeva accendere in noi fuochi profondi che credevamo sopiti. E quando lo sentiamo parlare della Vergine Maria e di sua madre intrecciati l'uno nell'altro, possiamo ricordare una delle sue parole più belle quando salutava tutte le donne del mondo dicendo così: a voi, atomi di Maria sparsi nel mondo, che avete nome donna, perché in ogni donna lui trovava l'eterno femminile che era diventato in Santa Maria la speranza per ogni orizzonte della terra. Come è possibile, gli chiesi, recuperare la freschezza, la serenità, la spontaneità di quell'eccomi, come essere strumento di un disegno che ti sovrasta senza pretendere di capire tutto e subito, per noi in particolare, uomini dalla fede incerta e vacillante. Si tratta di vedere se noi crediamo o non crediamo, perché vedi, altro è credere di credere. Qui, prima di dire eccomi, questa è la Vergine, la creatura, è la creatura del silenzio, è la creatura dell'ascolto, la creatura della fede, capito? Ecco, bisogna vedere se noi siamo creature del silenzio, creature dell'ascolto,
è creatura della fede. Quando tu hai queste tre componenti, allora è chiaro che ti viene anche spontaneo dire eccomi, sii faccia di me secondo la tua parola. Ma fin quando non abbiamo queste tre componenti, che sono le componenti stesse della vita segreta della Vergine, è difficile dare risposte. Continuiamo a chiacchierare. E io non sono un credente, a lui questo non interessava, guarda, anzi mi disse così, ma in fondo tu sei uno che crede, ecco. E da lì è nato un rapporto bellissimo che io ho sentito l'esigenza di venire a abitare da queste parti e non ci siamo mai più lasciati. Io lo accompagnavo spesso anche nelle sue conferenze in giro per Milano, Friuli, Firenze, Roma. A volte mi diceva come mai non credi, eccetera. Dico, ma non lo so, ci ho provato tante volte, non mi riesce. Lui era un credente, a volte come si esprimeva la gente pensava che non era, lo chiamavano poi il frate di sinistra, ma in effetti era il frate dei poveri. Nella terra di Cristo ho incontrato una giovane donna che accudiva ad un gregge, come forse Maria 2000 anni fa. Un giorno, in un villaggio sperduto dell'America del Sud, ho sentito una madre aprire il suo cuore alla disperazione e alla speranza, come Maria ai piedi della croce. Oggi, nel mio quartiere, ho visto una giovane parlare ad un figlio che non poteva comprenderla e giocare con lui nel segno di un amore segreto, come Maria negli anni misteriosi del Cristo bambino. Tu sei ogni donna che ama, tu sei ogni donna che piange, hai detto. Ma dove sei, Maria? Dov'è la madre, Davide? Io la vedo la madre tutti i giorni e tutti i giorni ci parlo insieme perché la porto con me, capisci? Questo è quando penso al Magnificat, che è il canto della rivoluzione cristiana, che noi riduciamo a sentimentalismi la sera così, e invece è il canto più che annuncia la venuta di Cristo, perché poi non è ancora nato, è appena concepito e sta per nascere. Pensa che razza è una cascata di verbi, ha guardato l'umiltà della sua ancella, ha operato cose grandi, ha rovesciato i potenti, ha disperso i superbi, ha mandato via a mani vuote i ricchi, ha riempito di beni gli affamati, ha mantenuto tutte le sue promesse, come c'è il Padre nostro, che è la preghiera di Cristo, e tu, osservando il Padre nostro, dimostri di essere un vero discepolo di Cristo. Così la madre ha dato il suo preghiera, ed è il canto del Magnificat. Fin quando tu non realizzi quel Magnificat, che è il canto della madre, pensa in 6 parole, perché il Vangelo riporta soltanto 6 parole della Vergine, e una di queste è un canto. Fin quando, ed è questa preghiera che diventa canto, fin quando tu non realizzi questa preghiera, tu non sei il vero devoto, il vero credente nella Vergine Madre. Si era fatto freddo quel pomeriggio di primavera inoltrata, ma uscimmo lo stesso. Indossò un vecchio impermeabile ed un cappello ormai logoro, gli indumenti di sempre. Appariva affaticato, ma capisco la comunicazione alle sue esigenze, osservò. Quella piccola, poverissima stanza mi sembrava troppo poca cosa per costruire un programma. Mi bastano soltanto pochi esterni, gli chiesi. Ma hai la mia terra, hai il mio Friuli, mi disse. Ci lasciammo con 1000 promesse, ma in cuor mio avevo già abbandonato il progetto. Oggi frugo tra queste immagini, su questi lineamenti scavati, ascolto e riascolto le sue parole. David e Maria,
Storia di un'intervista mai pubblicata, si diceva. Ora l'operazione si conclude. Forse con qualcosa di più della semplice testimonianza o dell'omaggio postumo. Perché ci sono delle espressioni profetiche pronunciate quel giorno che risuonano come un testamento. Mandi, Turoldo, l'ultimo canto per la tua fede inquieta me lo consegnasti quel giorno e io allora non me ne accorsi. La credibilità padre Turoldo l'ha conquistata nel suo confronto con la sofferenza. Il suo magistero più vero, più credibile è stato dal letto di dolore, dal letto dell'ospedale, molto più che dai fari della televisione. In quel momento, quando di fronte al dolore e alla prospettiva sicura dell'ultima frontiera non puoi più bleffare, in quel momento la sua fede ha ritrovato l'essenzialità evangelica. E a noi suoi discepoli, ai quali insegnava ad amare con la stessa intensità il cielo e la terra, negli ultimi giorni la sua parola, il suo scontro, la sua lotta era solo con Dio, come un Giacobbe ferito all'anca, come sono le parole di un suo canto, un orso ferito, così Dio lo faceva ballare in questa sua conquista d'essenzialità e di credibilità. Diceva bene un amico comune, don Abramo Levi, in occasione proprio del funerale del padre David qui a Fontanella, diceva: è finito il ruolo della rappresentanza. In un certo senso ci trovavamo tutti, o ci riconoscevamo tutti rappresentati in padre David. Ora comincia il tempo della coscienza. Quindi direi la domanda riguarda non tanto il futuro del padre David quanto il nostro futuro. E il nostro futuro è nelle mani di Dio e nelle nostre mani, perché l'opera è congiunta per volontà stessa di Dio, è questo che si evince, credo, da tutta l'opera del padre David. E quindi se in noi ci sarà questo atteggiamento, l'opera del padre David continuerà non soltanto così come archivio, come memoria gratificante, ma come inseminazione che trova nuove fioriture sempre, e speriamo anche di raccolti. Ci siamo salutati e gli ho detto: padre Davide, io continuo a non credere. E lui mi ha detto: vai avanti così, che va benissimo. Dice: tu credi più di me. E poi mi mise la mano sulla spalla e mi ha detto: ti raccomando, quando non ci sarò più sai come devi farmi la croce. Ecco, gli ho fatto questa croce di legno. Lui amava molto questi travi vecchissimi, il sasso, eccetera, e gli abbiamo fatto la tomba, rispecchiando un po' la sua personalità e i suoi gusti. E questa è stata l'ultima volta. Poi purtroppo non l'ho più visto perché dopo 2 giorni è morto. Anima mia, canta e cammina. E anche tu, o fedele, di chissà quale fede, oppure tu, uomo di nessuna fede, camminiamo insieme e l'arida valle si metterà a fiorire. Qualcuno, colui che tutti cerchiamo, ci camminerà accanto.